Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Eh sì, ormai l'estate sta volgendo al termine e se noi guardiamo le giornate, l'inizio della nostra giornata, vediamo che il sole tarda a farsi vedere, è sostituito invece da questo grigiore, da questa nebbiolina che proprio ci preannuncia l'arrivo imminente dell'autunno. Ma l'autunno nelle aziende agricole ed in particolare nelle aziende come la nostra, che si occupa anche della preparazione dei prodotti che utilizzeremo nei nostri pasti, ci apre tutta un'altra serie di attività. Le attività primarie del periodo autunnale sono quelle della preparazione di confetture e conserve, quindi il reperimento dei vasetti, il riutilizzo, meglio dire, dei vasetti di vetro, i coperchi adeguati, la frutta e la verdura da utilizzare per le nostre preparazioni. La vicinanza di Valgrande con la provincia mantovana ci dà lo spunto anche per la preparazione della mostarda, secondo delle regole ben precise, quindi con l'utilizzo di frutta non troppo matura, messa a macerare per una notte intera con lo zucchero. Alla fine delle 24 ore in cui la frutta è stata a bagno con lo zucchero, dobbiamo scolare il nostro sciroppo, riscaldarlo, farlo addensare, metterlo nuovamente sulla frutta e avanti ancora per 2 o 3 giorni. Quindi la preparazione della mostarda, che è diventata a pieno titolo uno dei nostri prodotti, in particolare durante il periodo invernale, ci preannuncia una serie di attività, una serie di lavori che vanno ad abbinare, vanno a riempire le nostre giornate assieme alla preparazione dei nostri piatti per il fine settimana, che in questo periodo sono le paste fresche fatte in casa, i risotti magari con abbinamenti diversi di zucca e formaggio, zucca e pancetta o altre preparazioni proprio legate alla stagione autunnale che è alle porte. Sempre si potranno poi gustare le carni del nostro pollame, abbinate poi ai piatti che non prevedono l'utilizzo delle carni, quindi preparazioni a base di carne, preparazioni vegetariane, completate dai dolci realizzati da noi. Se siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni, vi invito a venirci a trovare, però lo dovete fare sempre prenotando il vostro tavolo, attraverso i contatti che troverete tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Io intanto continuo con la mia passeggiata e poi con le mie preparazioni. Ciao!